Venezia, 5 maggio 1432. Mancano pochi minuti alle 15. Sulla piazzetta San Marco, l'umidità della laguna sembra incollarsi alla pelle dei presenti. Un uomo avanza verso lo spazio tra le due grandi colonne di granito. Indossa una veste scarlatta. Non è un segno di onore, ma il colore del sangue che sta per versare. Francesco Bussone, il conte di Carmagnola, è stato uno dei capitani di ventura più temuti d'Italia. La Serenissima lo pagava profumatamente, con cifre tra le più alte mai versate a un condottiero, pur di averlo al comando dei suoi eserciti. Ma oggi il suo valore è nullo. Le sue mani sono legate dietro la schiena. Un bavaglio di legno gli impedisce di parlare. L'accusa è infamante: aver rallentato deliberatamente la guerra contro Milano per favorire i suoi vecchi padroni, i Visconti. Non c'è stato un processo pubblico. Le accuse e le prove sono rimaste chiuse per settimane nelle stanze segrete del Consiglio dei Dieci. Tutto è avvenuto nel silenzio burocratico della legge. Il boia solleva la mannaia. In questo istante, ogni capitano d'Italia capisce una cosa fondamentale. Venezia può pagare profumatamente il talento, ma non perdona il sospetto del tradimento. Benvenuti nell'ombra della Serenissima. Capitolo 1. L'ingegneria dell'emergenza. Benvenuti su Venezia e la sua storia. Oggi vedremo come la Serenissima sia stata in grado di trasformare una crisi interna nella nascita di una delle macchine burocratiche più efficienti del mondo moderno. Siamo nel 1310. Venezia non è ancora la città di pietra che conosciamo. È un cantiere instabile, dove le tensioni tra le grandi famiglie sono pronte a esplodere. Nella notte del 15 giugno, il silenzio della città viene spezzato dal rumore delle armi. Baiamonte Tiepolo, un nobile carismatico, guida una rivolta armata per rovesciare il doge Pietro Gradenigo. Non è una protesta, è un tentativo di colpo di Stato. I ribelli avanzano verso Piazza San Marco in 2 colonne, complice una violenta tempesta che copre i loro movimenti. Se arrivano al palazzo, la Repubblica cade. Ma secondo le cronache, il destino di Venezia inciampa su un dettaglio imprevisto. Dalla finestra di una casa alle mercerie, una donna, la celebre Giustina Rossi, lascia cadere un pesante mortaio di pietra. Colpisce in pieno il portabandiera dei ribelli. Nel caos del maltempo, questo evento fortuito semina il panico. I mercenari del Tiepolo, disorientati e privi di una guida salda, si ritirano. Il doge Gradenigo capisce che la fortuna non può essere una strategia politica. Serve una struttura dedicata esclusivamente alla sicurezza dello Stato. Il 10 luglio 1310 viene istituito il Consiglio dei Dieci. Attenzione però, nei documenti ufficiali nasce come organo provvisorio. Doveva restare in carica solo 2 mesi, il tempo strettamente necessario per processare i traditori. Eppure quei 2 mesi diventano 5 anni e poi una magistratura eterna. Perché? Perché funziona. La rapidità decisionale di questo piccolo gruppo è spaventosa rispetto alla lentezza del maggior consiglio. La prova di fuoco arriva 45 anni dopo, nel 1355. Questa volta il pericolo non viene dalla strada, ma dal trono. Il doge Marin Faliero, un uomo di quasi 80 anni, eroe di guerra, decide di forzare la mano. Vuole trasformarsi in un principe assoluto, tentando di scavalcare l'aristocrazia con l'appoggio di elementi popolari. La congiura viene scoperta il 15 aprile. La reazione dei Dieci è fulminea. Faliero viene arrestato il 16 aprile. Non c'è rispetto per la carica, solo per la legge. Il processo si consuma in meno di 48 ore. La sentenza è inevitabile: decapitazione. Al tramonto del 17 aprile, il doge viene condotto sulla scala interna del palazzo. Le porte vengono chiuse. La testa del capo dello Stato cade davanti a pochi testimoni silenziosi.
Per Venezia è uno shock culturale, ma il messaggio è chiaro. La sicurezza dello Stato è superiore a qualsiasi individuo. Nella sala del Maggior Consiglio, dove sono ritratti tutti i dogi, lo spazio riservato a Faliero viene coperto da un drappo nero. Ancora oggi si legge l'iscrizione latina: Hic est locus Marini Faletri decapitati pro criminis. Qui è il posto di Marin Faleri, decapitato per i suoi crimini. L'emergenza è diventata sistema. Il Consiglio dei 10 ha dimostrato di avere un controllo capillare sulla città. Ma per mantenere questo potere, la forza bruta non basta più. Serve qualcosa di più sottile. Serve saper leggere i pensieri del nemico prima ancora che vengano scritti. Ed è qui che l'ingegneria lascia il posto alla scienza della segretezza. Capitolo 2. La macchina del silenzio. Torniamo per un istante a quel 5 maggio 1432, all'esecuzione del conte di Carmagnola. Perché Venezia uccide il suo generale supremo? La risposta è politica, ma anche economica. Carmagnola era sospettato di intelligenza con il nemico, i Visconti, ma costava anche alla Repubblica 1000 ducati d'oro al mese, in valuta corrente, una cifra astronomica, sufficiente a mantenere una piccola flotta. Per il Senato veneziano, la guerra è un investimento, e se l'investimento non rende, o peggio, se il condottiero diventa inaffidabile, va rimosso. Ma quel giorno, mentre il sangue del conte macchia la pietra della piazzetta, diventa chiaro a tutti che la forza bruta ha dei limiti. L'esercito è lento e costoso, l'informazione, invece, è veloce e letale. Non è qui che nasce l'intelligence veneziana, che ha radici antiche quanto la città stessa, ma è qui che il sistema capisce di dover evolvere. Venezia consolida quella che diventerà una delle reti informative più sofisticate dell'Europa rinascimentale. Il cuore di questo sistema non batte nelle caserme, ma in una serie di stanze silenziose all'interno del Palazzo Ducale, la cancelleria segreta. Qui lavorano uomini che non portano armature, ma vesti nere. Sono i segretari alla cifra. Non sono semplici scribacchini, sono umanisti, tecnici della scrittura diplomatica, selezionati con cura per proteggere i segreti della Serenissima e decifrare quelli degli altri. Mentre molte corti europee usano ancora codici elementari, basati sulla semplice sostituzione, Venezia adotta sistemi di cifratura multipla e nomenclatori avanzati. Immaginate un sistema ibrido, dove non si cifrano solo le lettere, ma intere parole o concetti vengono sostituiti da simboli unici. Senza il dizionario corretto, il dispaccio è solo una sequenza di segni senza senso, un rumore bianco. Nel 1506 questa competenza tecnica raggiunge il suo apice con una figura straordinaria, Giovanni Soro. Soro è storicamente attestato come uno dei più grandi criptoanalisti del Rinascimento. Lavora in una stanza chiusa a chiave, nella cancelleria. Il suo stipendio è modesto, ma la sua capacità di rompere cifrari complessi è un asset strategico. La sua fama è tale che in almeno un'occasione documentata, persino la corte pontificia si rivolse ai cifratori veneziani per decifrare messaggi intercettati che a Roma risultavano incomprensibili. Venezia ovviamente prestò aiuto, ma nel farlo il Consiglio dei 10 poteva leggere segreti che altri stati consideravano inviolabili. È un vantaggio competitivo incalcolabile. Ma mantenere questa macchina ha un prezzo. I registri finanziari della Repubblica ci dicono che alla metà del Cinquecento le spese per la rete diplomatica e informativa assorbono una parte significativa delle spese correnti dello Stato. Venezia paga informatori ovunque, nei porti di Costantinopoli, nelle osterie di Londra, nelle alcove di Parigi. Ogni ambasciatore veneziano all'estero è di fatto un capo centro spia. I suoi dispacci devono arrivare a Venezia ogni settimana, cifrati e protetti. Il sistema aspira all'onniscienza, vuole vedere tutto. Tuttavia, verso la metà del XVII secolo, questa aspirazione si scontra con la realtà. La macchina diventa lenta,
Il Consiglio dei 10, nato per essere rapido, ora è un organo collegiale numeroso, spesso diviso. Le decisioni sulla sicurezza dello Stato richiedono segretezza assoluta e tempi di reazione immediati. Serve un'evoluzione organizzativa, serve un organo ancora più ristretto, un nucleo d'acciaio all'interno dei 10 stessi. Nel 1539 la Repubblica decide di distillare il potere di sorveglianza in soli 3 uomini. Capitolo 3. I 3 inquisitori e il protocollo della paura. Siamo nel 1539. L'impero dell'informazione veneziano rischia di collassare sotto il suo stesso peso. Il Consiglio dei 10, nato per essere agile e spietato, si è allargato. Con l'aggiunta delle cosiddette zonte, i membri supplementari, ora in quella stanza siedono fino a 40 persone. 40 teste significano dibattiti, lentezza e soprattutto il rischio letale di fughe di notizie. La Serenissima reagisce con la consueta ingegneria istituzionale. Il potere viene distillato. Viene creato il Tribunale Supremo, i 3 inquisitori di Stato. 2 vestono di nero, scelti tra i 10, 1 veste di rosso, scelto tra i consiglieri del Doge. Questa non è solo una magistratura, è l'inizio di una burocrazia del terrore. Per garantire l'incorruttibilità, la legge imponeva agli inquisitori un isolamento quasi monastico. Durante il loro mandato entrano in una bolla sociale totale. Non possono parlare dei loro casi con nessuno, non possono discutere le indagini con le proprie mogli, né confrontarsi con gli altri nobili nei salotti. Un silenzio assoluto che li trasforma in fantasmi onnipotenti all'interno del palazzo. Ma come raccoglievano le informazioni questi 3 uomini? Qui la leggenda nera di Venezia ha distorto la realtà. Tutti conoscono le famose bocche di leone, le fessure di pietra disseminate per la città e nel palazzo ducale, pensate per raccogliere le denunce segrete. L'immaginario romantico ce le descrive come strumenti di una tirannia paranoica, dove bastava una lettera anonima per far condannare a morte un vicino. La realtà dei documenti è più fredda e, paradossalmente, più garantista. Le bocche di leone non erano armi di distruzione massale, erano filtri logistici. La legge veneziana era chiara. Una denuncia anonima, non firmata, veniva immediatamente bruciata. C'era solo un'eccezione: i crimini contro la sicurezza dello Stato. Ma anche in quel caso, per aprire un fascicolo, gli inquisitori richiedevano riscontri concreti e testimonianze verificabili. Era un sistema legale rigoroso, non un capriccio arbitrario. I registri ci restituiscono una verità sorprendente. Su migliaia di denunce infilate nelle bocche di leone, solo una piccola percentuale portava all'apertura di un vero e proprio processo. Il sistema era progettato per filtrare il rumore di fondo, la calunnia inutile, concentrando le risorse solo sulle minacce reali. E quando la minaccia era reale, la reazione era implacabile, anche oltre i confini della laguna. Gli inquisitori gestivano fondi riservati per operazioni clandestine. Gli assassini di Stato e le spie inviate all'estero per eliminare i traditori venivano pagati con precisione contabile o, molto spesso, il pagamento non avveniva in ducati d'oro, ma attraverso salvacondotti, la cancellazione di vecchie condanne in cambio di un lavoro pulito a favore della Repubblica. Per chi veniva catturato a Venezia, invece, si aprivano le porte delle carceri di Palazzo Ducale, un capolavoro di ingegneria della sofferenza, diviso per classi sociali e tipologia di crimine. Sotto il tetto del palazzo, coperto da spesse lastre di piombo, si trovavano i piombi. Erano celle riservate ai prigionieri politici e ai nobili. D'estate, il metallo del tetto trasformava quelle stanze in forni, raggiungendo temperature oltre i 40 gradi. Al piano terra si trovavano invece i pozzi, destinati ai criminali comuni e ai traditori peggiori. Qui l'umidità e la vicinanza alla laguna rendevano l'ambiente insalubre, costringendo i prigionieri a vivere su tavolati di legno rialzati per sfuggire al racciume. I 3 inquisitori non avevano bisogno di catene pesanti. L'architettura stessa del Palazzo Ducale era progettata per spezzare la volontà di chiunque osasse sfidare l'ombra della Serenissima. Un sistema perfetto, chiuso, inespugnabile. O almeno, così credevano,
finché un matematico mancato, nel 1556, non decise di guardare verso l'alto. Capitolo 4. La falla nel sistema. Siamo nel 1756. La macchina dell'intelligence veneziana incute ancora terrore, ma i suoi ingranaggi sono arrugginiti. Il debito pubblico della Repubblica sta esplodendo. I registri contabili ci rivelano un dato fatale. I fondi destinati alla sorveglianza e alla manutenzione strutturale delle prigioni sono stati drasticamente ridotti rispetto ai secoli precedenti. Il sistema sta risparmiando sulla sua stessa armatura. È in questa crepa strutturale che si inserisce Giacomo Casanova. Dimenticate il mito del libertino, l'avventuriero da salotto. L'uomo rinchiuso nei piombi per oltraggio alla religione e turbamento della quiete pubblica è, prima di tutto, una mente analitica, un uomo formato alla matematica e alla meccanica del suo tempo. La sua evasione non sarà un atto di magia, né un colpo di fortuna, ma un capolavoro di fisica applicata. Casanova analizza la sua cella. Capisce che il problema non è forzare una porta massiccia o corrompere guardie che non vengono più pagate abbastanza. L'unica via di fuga non è in orizzontale, è verso l'alto. La sua arma non è una spada, ma un pezzo di metallo di scarto. Trova un lungo chiavistello di ferro. Giorno dopo giorno lo sfrega meticolosamente su un frammento di marmo nero trovato tra i detriti, trasformandolo in un acuminato spuntone. Il suo piano si basa su un calcolo rigoroso dei tempi di scavo. Studia la frequenza e la durata dei turni di ispezione dei carcerieri. Sfrutta ogni singolo minuto in cui la disattenzione, figlia dei tagli al personale, gli garantisce copertura acustica e visiva. Lavorando dal basso verso l'alto, buca le spesse assi di legno di larice del soffitto. Si ritrova nel sottotetto. Ora deve affrontare la geometria esterna del palazzo ducale. Rimuove e piega le pesanti lastre di piombo della copertura, spesse 2 o 3 millimetri, e si spinge fuori, nella notte veneziana. Striscia sul tetto spiovente, aggrappandosi al metallo freddo. Un passo falso sui coppi umidi e precipiterebbe nel cortile interno. Da lì la discesa. Raggiunge un abbaino, sfonda la grata e la finestra e si cala all'interno utilizzando una corda improvvisata, annodando meticolosamente le lenzuola della sua cella. Rientra nel palazzo, atterrando in una delle stanze della cancelleria. Ma il vero capolavoro, l'apice della sua ingegneria, non è meccanico, è puramente sociale. Casanova non tenta una fuga disperata e furtiva nel cuore della notte. Sa che verrebbe scoperto. Aspetta l'alba e, incredibilmente, si veste. Nonostante i mesi di prigionia e la polvere dello scavo, ha curato in modo maniacale i suoi capi d'abbigliamento. Li indossa. Quando un custode, facendo il giro mattutino, passa per i corridoi e sente bussare dall'interno di una sala chiusa, si aspetta di trovare tutto tranne che un prigioniero. Vede un uomo dal portanto fiero, vestito in modo impeccabile, che lo guarda con l'autorità di chi è abituato a comandare. Il custode, confuso e condizionato dalla deferenza verso il potere, lo scambia per un magistrato o un nobile rimasto chiuso dentro per errore e fa l'impensabile. Gli apre la porta. L'abito di Casanova è diventato uno strumento di ingegneria sociale. Esce dalla porta della carta con passo calmo, si allontana e, come scriverà lui stesso nelle sue memorie, prima di prendere una gondola per fuggire verso Mestre, si ferma persino a bere un caffè in piazza San Marco. Se un uomo armato solo con uno spuntone di ferro e un bel vestito può bucare il soffitto del palazzo ducale, eludere la sorveglianza e farsi aprire la porta principale da un dipendente dello Stato, significa che la macchina del silenzio è rotta. L'illusione dell'invulnerabilità della Serenissima si spezza in quel preciso istante. La storia di Venezia non è solo di marmi sfarzosi e leggende romantiche, ma di ingegneria istituzionale, calcoli e segreti di Stato. Se questa ricostruzione forense vi ha appassionato e volete continuare a esplorare le verità nascoste dietro i grandi eventi del passato, vi invito a iscrivervi al canale. Lasciate un mi piace se avete apprezzato il rigore di questa indagine e condividete nei commenti le vostre riflessioni. Conoscevate la vera funzione delle bocche di leone o i dettagli ingegneristici della fuga di Casanova? Vi leggo sempre con grande interesse.
Grazie per averci seguito e alla prossima pagina di storia.